Amici bellini, visto che la Champions non ci riguarda, però noi ce la guardiamo perché l'Atalanta, l'Inter che sono inciampate ieri, in modo completamente diverso onestamente, ci porta a parlare di mercato. È inevitabile che si parli solo di mercato in queste giornate, poi ci sarà l'avvicinamento alla partita con l'Udinese con una novità. Cominciamo. Rumori, i rumori. Allora, nel dare il benvenuto a Eva Ginis e a tutti i nuovi iscritti, grazie per iscrivervi al canale nonostante ci sia la settimana tipo. La settimana tipo è tosta, ragazzi, non escono cose, non si parla di niente perché è, è chiaro, no? Le altre giocano e noi le guardiamo e abbiamo guardato l'Atalanta. Non ho guardato l'Inter, ho guardato la tabella. Ma ci arriviamo perché riesco a collegare tutto, ce la farò. Quindi voi lasciate un like per la mia fantasia che proverà a collegare tutti i discorsi, anche quelli di mercato, con il calcio giocato. E infatti, se ci spostiamo un attimo, avete lasciato il like, si parla ovviamente. Leghiamo tutto all'infortunio di Kvara, che è stata la notizia di ieri. Io l'ho postata sugli altri social, qualcuno mi ha scritto, qualcuno si è reso conto che l'avevo postata. E insomma, si è parlato di Kvara tantissimo, analisi della partita, qualcuno ha messo voti molto bassi, qualcuno invece ha notato quello che Kvara ha fatto in campo. Però l'infortunio, questo si scriveva prima dell'infortunio, dice giocherà Neres al posto di Kvara per farci parlare. Però al di là Raspadori e Ngong in partenza, Raspadori sì, è facile che sia vero. Fiorentina alla ricerca di un centrocampista, ovviamente se la questione Bove non si risolve in Italia, e quindi lo sappiamo, situazione simil Eriksen, ma il Napoli non può togliersi un centrocampista perché non ne abbiamo, quindi ci arriveremo. Però poi arriva la notizia dell'infortunio di Kvara e si parla di trauma distorsivo al ginocchio destro, insomma si è lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Io non sono un matematico, non sono un medico, ma possiamo stare sicuri che salta la prossima. Quasi sicuri, secondo me, che salta anche quella successiva. E secondo me se ne parla l'anno prossimo, nel 2025, perché poi questa roba qui tu non puoi rischiare, non puoi rischiare un ritorno prima del tempo. Noi speriamo che ovviamente Kvara, essendo anche giovane, recuperi in fretta, però mi sembra evidente che lì al suo posto ci giocherà Neres. Perché collego tutto con l'Atalanta? Perché ieri ascoltavo cronache di spogliatoio e si parlava ovviamente dell'Atalanta, Atalanta che sceglie ancora una volta di giocare senza la punta, che è una scelta che hanno fatto con noi, che hanno fatto anche in campionato, senza Retegui che è il capocannoniere, però con questi Lookman e De Catelari che praticamente non ti danno punti di riferimento. Una scelta logica, soprattutto quando affronti un Rudiger che se gli dai la punta da marcare è chiaro che si esalta e ti mette in difficoltà. Questo viene ripreso da Giuseppe Pastore come una sorta di consiglio che si potrebbe dare anche a Conte per trovare delle soluzioni diverse per attaccare e quindi non partire con Lukaku, punta di riferimento, punto e punta di riferimento, ma addirittura, ecco, mi veniva l'idea, tu potresti aggiungere un centrocampista al posto di Lukaku. Ne abbiamo tanti, però non abbiamo il Pasalic della situazione. Però ecco, immagina un Kvara Neres davanti. Supponiamo. No, guardi, con me deve Un Kvara Neres come se fossero Lookman e De Catelare, con caratteristiche molto diverse. Ci metti un McTominay dietro, che quindi si può inserire, e magari puoi aggiungere un Foloruscio vicino ad Anghissà. Ne abbiamo di meno, quindi questa è una soluzione che non puoi fare secondo me a lungo termine se non intervieni sul mercato. Ecco il collegamento anche con il mercato. Però purtroppo questa cosa non la possiamo vedere, almeno subito, perché Kvara è infortunatissimo e quindi Neres va al posto suo, non può andare al posto di Lukaku. Situazione tattica secondo me interessante, che però ha bisogno di studio. Atalanta alla fine come ha provato a fare questo? Ha fatto una partita anche gagliarda, adesso
Sono loro con lo sponsor Lete che si prendono i complimenti, in questo caso senza i punti, ed escono al testa altissima come succedeva al Napoli qualche tempo fa. E quindi, come l'Atalanta, come Gasperini non ha dato punti di riferimento, così Ancelotti non ha dato punti di riferimento all'Atalanta, e quando l'Atalanta poi nell'1 contro 1 incontri Mbappé, incontri Vinicius, incontri Bellingham, li incontri e loro possono avere la meglio. Quindi quando hanno avuto le occasioni le hanno sfruttate, e l'Atalanta è andata vicinissima poi al pareggio con Retegui, ma ha sbagliato un gol che, se lo avesse sbagliato Lukaku, avremmo sciolto i cani. E quindi questo è il collegamento che facciamo con il mercato. Quindi dobbiamo aspettare. Io mi immagino un Napoli che semplicemente sostituisce Kvara con Neres, si gioca da quella parte come si è sempre giocato con Kvara, con la differenza, che per me è sostanziale, che però Neres è mancino, quindi può entrare all'interno, però può soprattutto giocare sul suo piede per mettere qualche cross magari più efficace. Quindi speriamo, in questo caso la presenza di Lukaku la voglio quando abbiamo almeno un esterno con il piede dritto che possa mettere qualche cross al centro, magari un po' più preciso, un po' più teso. Cross non li stiamo facendo, però sono cross morbidi che non danno grandi difficoltà. L'Udinese è una squadra di grande fisicità e ci arriveremo. E quindi questa soluzione di falso 9 o comunque di scambiare le posizioni degli attaccanti dovremo rimandarla più in là. Perché poi ci leghiamo tutto con il mercato? Perché si continua a parlare di Dorgu. Andiamo a vedere. 20-30 giorni di stop, lo sapevamo. Zerbin dice: nel Napoli ci sono giocatori troppo più forti, andrà via a gennaio. Zerbin non libera posti, segnatevelo. Non può arrivare nessuno. Zerbin, vivaio Napoli. Quindi esce via Zerbin, non entra nessuno. Devono uscire altri. Deve uscire Juan Jesus se deve entrare un difensore. Devono uscire altri giocatori, quindi ci arriviamo con calma. Però, per esempio, uno di questi nomi è Ismaili. Vi ricordate? Io feci pure il video su Ismaili. Ismaili no. Però Ismaili ha fatto un inizio stagione molto importante con l'Empoli, e se il Napoli già era interessato potrebbe poi affondare il colpo, e quindi ne riparleremo sicuramente. Sempre deve uscire Juan Jesus, o deve riuscire nemmeno Rafa Marin, perché Rafa Marin è under 21, deve uscire Juan Jesus per far entrare Ismail. Azzocchi tenta il recupero per la partita con l'Udinese, significa recuperare per la panchina, quindi può tentare il recupero ma non è che tenta da titolare. Designazione arbitrale, che non ne voglio parlare. Poi si parla di Spinazzola, potrebbe già lasciare, si pensa a Biraghi, e quando parla di Marzio uno non è che si fida ciecamente, però qualcosa, un minimo gli dobbiamo dare credito, insomma. Oggi avevo sentito anche Parisi che sta giocando di meno nella Fiorentina. In questo momento loro ne hanno 3 che possono giocare sulla sinistra, che sono proprio Biraghi, Parisi e Gosens. Palladino sta utilizzando molto Gosens, ma quando si parla di terzino sinistro io penso immediatamente a Dorgu. E però essendo un giocatore di grande tecnica, dove la propensione difensiva non è il suo punto di forza, anzi, Dorgu è uno che può fare il terzino sinistro di spinta e ti può mettere grandi cross, ma sta venendo utilizzato non solo da Giampaolo, ma anche dagli allenatori prima, anche da esterno destro a piede invertito. Può quindi giocare anche da esterno alto col piede suo, come sarà Neres, e pare che il Napoli sia veramente interessato. Quella storia di Conte che se lo abbraccia e che lo saluta a fine partita avrà un prosieguo, non lo so, ditemelo voi nei commenti. Però poi si vedrà quanto ci chiederanno a livello proprio di costo del cartellino, perché a quel punto il Lecce vorrà monetizzare. Il Napoli non si può far prendere per la gola, anche perché insomma dobbiamo aspettare i soldi di Osimhen, che nel frattempo ancora si è infortunato, per rimpinguare le casse e per fare altro mercato che Conte vuole a tutti i costi, e lo sappiamo. Purtroppo l'idea che mi viene è che si finanzierà tutto questo con i soldi di Osimhen, sperando che qualcuno chiuda un occhio sui continui infortuni e si concentri sulla forza, sull'impatto che ha sulle partite, perché anche al Galatasaray sta facendo molto bene, e che quindi li spenda una 70 di milioni per Osimhen, dove il Napoli può rientrare rispetto agli investimenti che ha fatto quest'estate. E poi sarà il discorso Kvara
in piedi, perché ancora dopo mesi e mesi il rinnovo ci sta a posto, ma vediamo, eccetera eccetera. Se c'è ancora distanza tra richiesta e offerta, io temo, se Kvara ha delle offerte, che potrebbe salutarci. A quel punto tu pensi, hai già preso Neres, che devi valutare. Avere un Neres sempre panchinaro, sempre degli ultimi minuti, nemmeno mi sembra un'idea geniale. E gli equilibri portano comunque Politano a giocare quasi sempre. Di conseguenza esce Kvara, resta Neres. A quel punto però gli puoi affiancare un Dorgu che può giocare in tutte le zone, sia da terzino sinistro, sia da attaccante, sia a destra che a sinistra. Ed essendo un giovanissimo Dorgu, ricordiamolo, non è detto che entra per fare il titolare subito inamovibile, potrebbe fare il giocatore che cresce e che te lo ritrovi, che non ti occupa posti nella rosa, nella lista dei 25, quindi anche per questo aumenta il suo valore. E quindi il Napoli potrebbe gestirsela così, la cessione di Kvara. Io sto dicendo questa cosa con grande tranquillità, ma con la morte nel cuore, sia chiaro. Però dobbiamo guardare avanti, dobbiamo cercare di sfruttare poi le cessioni eccellenti, reinvestendo in giocatori anche di prospettiva, perché ragazzi il Napoli ha una rosa abbastanza vecchia e questo lo dobbiamo tenere presente. Credo che Manna sia assolutamente consapevole. Abbiamo preso dei giocatori pronti, super pronti, magari, che mi riferisco a un McTominay, a un Gilmour, magari un po' più in là con gli anni, vedi Lukaku e vedi Spinazzola, che non stanno avendo un grande impatto onestamente. Lukaku sta facendo quello che può fare, però Spinazzola ci sta venendo meno, è il suo apporto, quindi costringendo Olivera al super lavoro a essere titolare sempre. Quindi il Napoli ha bisogno di rimpinguare un po' la difesa, questo con i difensori, qualche difensore di cui Conte si possa fidare un po' di più, rimpinguare il centrocampo, che ti dà la possibilità poi di cambiare anche modulo e di avere delle nuove possibilità anche tattiche, perché al posto di Anghissà chi ci gioca? Abbiamo risolto con il Bisolo Podcast, ma al posto di McTominay, al posto di Anghissà ci sfruttiamo sempre Foloruccio. Raspadori non può funzionare, quindi va trovato qualcosa lì e risolvere i dubbi che abbiamo in attacco. Se poi dovrai sostituire Kvara con Neres, bisogna ragionare sulla punta centrale, su Lukaku vero e proprio. Là puoi sfruttare il fatto che hai un Ongong in più, un Raspadori in più, magari ti tieni Simeone se vuole rimanere, però devi aggiungere qualità e gioventù probabilmente anche a questa squadra, che possa essere un po' più fresca in avanti. Arrivano proprio in diretta. Di Marzio ci fa sapere tutte le cose. Interessi di Betis, quindi andrebbe a trovare il buon Nathan praticamente, e squadre in Arabia Saudita per Spinazzola. Al momento nulla di accattivante in Italia. Twix ha aperto le frontiere di Grok, dell'intelligenza artificiale, di conseguenza stanno succedendo delle cose inenarrabili su X. Non fatevi pigliare dal panico, tutta roba. Per fortuna ci sono ancora dei problemi, quando l'intelligenza artificiale limerà i difetti attuali sarà dura. State pronti per una realtà difficile, dove qualcuno si farà ingannare e si tireranno delle somme sbagliate. Io torno da qua, poi me ne arrivano altre e non posso non farvele vedere. Ha segnato Julián Álvarez per l'Atletico Madrid, il mio pupillo purtroppo andato, e tra un po' ci sono partite interessanti. Dortmund, Barcellona, il Bologna va a giocare col Benfica, poi c'è il Milan con Belgrado, ma credo che la curiosità sia di vedere il Guardiola del City contro il Motta della Juventus. Lì bisogna capire due squadre sotto l'occhio del ciclone, e quindi sarebbe, penso, sfizioso guardarle e magari parlarne domani. Comunicazione di servizio: c'è già la live pronta, potete passare a lasciare il like preventivo per la live post Udinese. La conferenza di Conte non avverrà domani, 2 giorni prima come al solito, ma avverrà venerdì. Quindi domani ci dobbiamo inventare dell'altro e poi venerdì ci sarà
la conferenza di Conte dove si chiederanno le solite cose, senza la testa della classifica, le pressioni, ma adesso senza Kvara si cambiano le solite cose. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciate dei like finali, grazie per la vostra attenzione, il vostro ascolto, anche quando non c'è molto da fare, però il discorso mercato ha senso farlo tutto l'anno in questo caso, proprio perché c'è un allenatore che, a differenza di molti altri che accettano, quando firmano per il Napoli, accettano che il Napoli decida sul mercato, questo allenatore qua è un po' diverso e quindi magari si può imporre, può decidere, ci saranno stati degli accordi e vediamo chi ci porterà e se si può migliorare questa squadra, che non sta facendo malissimo, stiamo calmi, però si può migliorare e quindi godiamoci il percorso, che vi devo dire. I like finali, dai, ci vediamo domani.